Non siamo davanti a una curva che sta flettendo e quindi a una remissione dell'infezione. Questo poco ma sicuro, vedete che anche oggi abbiamo dei ricoverati. Il virus c'è ancora e i numeri ce lo ricordano ogni giorno. Ad oggi le terapie intensive degli ospedali veneti contano 52 ricoverati con 3 nuovi ingressi. Complessivamente i positivi in quarantena sono 13.240, solo nel mese di giugno si era toccato il punto più basso, 9.000. Una situazione che vede i territori passare da uno scenario all'altro di gravità ma che è ancora sotto controllo. È una situazione che stiamo gestendo, gestibile, assolutamente sì, però è una situazione che ha bisogno dell'aiuto dei cittadini su 2 fronti: quello del comportamento, di continuare a portare la mascherina, di continuare ad evitare gli assembramenti, di continuare a igienizzare le mani e a continuare a capire e pensare che la partita non è finita. 2, di accedere alla vaccinazione. Vaccinazioni che consentono ad oggi di avere ricoverate solo 283 persone. Un anno fa, nella stessa situazione, gli ospedali sarebbero stati al collasso. Confermo che l'80% delle persone in terapia intensiva sono non vaccinate e oltre il 70% delle persone in corsia, quindi in area non critica, sono non vaccinate. Quindi è innegabile che i vaccini abbiano funzionato e stiano funzionando. Vaccinazioni dunque fondamentali. Come di grande aiuto sono anche le nuove terapie come le monoclonali per la remissione dei sintomi clinici e la guarigione dei pazienti.